di settembre, e quindi ci avviciniamo a ottobre e quindi ci avviciniamo a novembre. La data è quella del 9 novembre fissata da Artur Mas, governatore della Catalogna, per il referendum consultivo sull'autodeterminazione. Che cosa è successo però? La Corte Costituzionale spagnola ha assolutamente sospeso quel referendum dichiarandolo illegittimo. Per cercare di capire di più le faccende catalane e non vederle comunque dalla nostra prospettiva, che forse è falsata, oggi pomeriggio abbiamo il piacere di ospitare Martin Aramburo, che è della Fundación Catalanista y Democrata, che è un centro studi molto importante della politica catalana, e Martin Aramburo è in onda con noi. Martin, ci sei? Sì, buongiorno. Grazie mille Martin di aver accettato il nostro invito. Io ti chiedo questo. Dall'Italia noi abbiamo visto questa marcia della Catalogna che come se fosse diciamo iniziata l'anno scorso, al massimo 2 anni fa. In realtà tutto parte da una grande manifestazione del 2010. Riesci a farci capire, a farci intuire come è nata l'onda indipendentista che adesso è una marea talmente montante da portare il governo spagnolo a un braccio di ferro? Sì, bisognerebbe andare molto indietro per capire un po' il processo politico della Catalogna, però direi che l'inizio di questa fase più indipendentista, più forte, è iniziato nel 2010, quando la Corte spagnola, la Corte Costituzionale, dichiara non costituzionale lo Statuto di Autonomia che era stato discusso, dibattito e approvato non solo dal Parlamento catalano ma anche dal popolo catalano in referendum. Quindi quello è stato un vero colpo di, diciamo, dignità nazionale un po' per la Catalogna, nel senso che la parola che era stata dichiarata dal popolo catalano è stata dichiarata nulla, assolutamente nulla, per la Corte spagnola. E quello è stato un po' il momento più grave nel quale tantissimi catalani hanno capito che non c'era più forma di capirsi con gli spagnoli e non c'era più forma di fare una vita comune dentro lo Stato spagnolo. E io direi che in quel momento lì dove è iniziato quella onda più forte dell'indipendentismo. E lì c'è stata la prima grande manifestazione da 1 milione di persone, 1,5 milioni di persone nel 2010. Sì, giusto, è stata la manifestazione che infatti si chiama il popolo contro questa decisione della Corte. Ecco, e dal 2010 sostanzialmente ogni anno questa massa di persone, almeno una volta all'anno, la vediamo anche qua in Italia, si riversa nelle strade. L'11 settembre, la Diada, ed è sempre una folla sempre più grande. E l'impressione che abbiamo noi è che l'indipendentismo catalano, basta girare per Barcellona, intendo, e contare le bandiere alle finestre, racchiuda veramente la grande maggioranza o comunque una quantità di popolazione molto rilevante della società catalana. Come è stato possibile questa trasversalità sull'indipendenza in Catalogna? Sì, è una buona domanda. Infatti, secondo me la domanda che può permettere di capire quello che è successo questi ultimi anni. L'indipendentismo in Catalogna c'è stato da sempre. Quando si è fatto la democrazia in Spagna dopo la dittatura c'era ormai il nazionalismo catalano, come era quello basco, però diciamo che sempre si è mosso tra un 15-18% della popolazione. Il grande cambiamento che le ultime inchieste che per dirli noi alla Fondazione abbiamo sul tavolo ci parlano di un 45% della popolazione che direi di sì sicuro al referendum. C'è un 39% che direbbe di no e c'è un 10% più o meno che dubita. Quindi c'è in questo 10% che è la soluzione finale, diciamo, verso il sì o verso il no. Come mai siamo arrivati a un 39% della popolazione che direbbe di sì sicuro? Secondo me c'è un argomento economico sicuro, nel senso che da tanti anni che la Catalogna esprime di essere sfruttata dal resto della Spagna, nel senso che si paga molto di più da quello che si riceve in ritorno. Si riceve nel senso di servizi. Sì, è una storia che posso immaginare. Sì, e mi sembra che anche da voi potete capire abbastanza bene. Quindi non è che sia un discorso strano. Esatto.
però comunque sarebbe falso pensare che è soltanto un dibattito economico, perché non è certo. C'è anche un fatto di dignità, del fatto di portare in avanti un dibattito tra i catalani, di mettersi d'accordo tra quelli indipendentisti e non indipendentisti, cioè i socialisti spagnoli o diciamo tutti quei partiti che non sono nazionalisti catalani. Hanno fatto il dibattito nella Catalogna durante 5 anni, si mettono d'accordo e dopo si hanno trovato che questo accordo non era niente per la Corte e non era niente per i 2 partiti principali spagnoli. Quindi non era soltanto un problema con il partito che era nel potere, in questo caso il Partito Popolare, ma anche con quello più importante, l'opposizione. Quindi parliamo del 90% della classe politica spagnola. Quindi il problema non è soltanto economico, nel senso che non stanno bene con il sistema, ma che non trovano più la forma o non credono più di poter trovare la forma di sistemarsi in Spagna. Ecco, sì, vai, scusa. Sì, no, dicevo, il grande cambiamento è che forse come lei sa la Catalogna ha una popolazione molto grande che è venuta dal resto della Spagna. Il grande cambiamento è che i figli, diciamo la seconda generazione di quelli che sono venuti dalla Spagna, sono quelli che sono diventati indipendentisti, perché hanno capito che non soltanto per l'economia, ma anche per la dignità del popolo, non c'è forma di sistemarsi in Spagna. E questo ha permesso una crescita davvero trasversale del sentimento indipendentista, che poi è sorretto da partiti diversi tra di loro, che su tante altre cose non andrebbero mai d'accordo, no? Questo ce lo confermi? Sì, diciamo che c'è il centrodestra, il centrosinistra, anche quello che si potrebbe chiamare la sinistra radicale, e soprattutto quello che è stato uno dei partiti principali in Catalogna, che era il Partito Socialista Spagnolo. Certo, quindi infatti. quello PSOE, che si chiama PSOE in Spagna, che in Catalogna si chiama PSC, però è sempre lo stesso. È stato il secondo, e anzi a volte il primo partito in voti in Catalogna. Il suo discorso diciamo, non nazionalista ma federalista, nel senso di diventare la Spagna più federalista, cioè, lo sviluppo di questo partito verso quanti voti hanno perso negli ultimi anni, no? Tantissimi voti, dimostra un po' che questo discorso di federalizzare la Spagna non ci crede più nessuno in Catalogna. Cioè, è una buona idea, ma sembra impossibile ormai. È assolutamente impossibile, nel senso che non soltanto il Partito Popolare non è per questa idea, ma neanche il Partito Socialista, che sarebbe quello partito fratello, diciamo, in Madrid, non ci crede più a questo discorso. Perché nel fondo qua, tra i catalani e gli spagnoli, c'è un problema di convivere, un problema di capirsi, è un problema di trovare il modo di poter vivere insieme. E veramente il problema secondo me è che quelli castigliani o quelli spagnoli non hanno capito veramente che la Catalogna ha un senso di nazione col quale, anche se ti piace o non ti piace, però devi riconoscere che esiste, e che la migliore forma di trovare una soluzione è di sedersi in una tavola a trovare un patto politico che dall'altro non si è provato mai. Non si vede neanche la possibilità di provarci. E per quello secondo me che sempre di più ci sono più indipendentisti e ci siamo arrivati a una cifra che ormai, si muove tra il 45-44% della popolazione, cosa impensabile in Catalogna 10 anni fa. Volevo farti, guarda, 3 domande ancora. La prima, mi ricordo una chiacchierata che ho fatto con un taxista a Barcellona, un taxista che aveva la bandiera repubblicana della Spagna sul tergicristallo. Gli ho chiesto ovviamente se era indipendentista e mi ha detto: io non ero indipendentista, ma visto come si sta comportando Madrid sono diventato indipendentista. C'è anche questa reazione? C'è. E infatti quello che più difficile si fa capire, visto dagli occhi di Madrid, nel senso che esistono tanti discorsi come questo di questo tassista, di tantissima gente che non è mai stata indipendentista, però che vede come il rapporto economico, che vede che quando i catalani protestano non è che trovano la comprensione della Spagna, ma al contrario, c'è l'opposizione e
sono anche le campagne politiche contro i catalani, contro lo statuto catalano, cioè l'anticatalanesimo esiste in Spagna, non è un fenomeno che non esiste, quindi è difficile di capire come mai a Spagna non si capisce ancora. Ecco, probabilmente sì, esatto, è una questione anche negandosi a parlare, non c'è possibilità di mettere una soluzione a questo problema. E infatti, se ormai si parla di indipendenza in Catalogna, vorrei ricordare che dopo il 2010 il primo governo nazionalista, dopo quella grandissima manifestazione, ancora parlava di patto fiscale, nel senso di mettersi d'accordo su un patto economico tra la Catalogna e Madrid che potrebbe sistemare un po' il sistema economico, e neanche quello si è voluto parlare. Quindi quando ti trovi sempre un muro, alla fine secondo me c'è più di una persona, c'è tantissima gente che dice se non voglio parlare mi giro e me ne vado. Certo, diventa l'unica alternativa possibile, certo. Forse è molto semplice quello che dico, però vorrei riflettere un po' quello che da tantissima gente si pensa, nel senso che non c'è forma, perché non c'è neanche possibilità di sedersi. Sì, capisco. Ieri, per dirgli, la Corte ha parlato, la Corte Costituzionale spagnola ha parlato, benissimo, però il problema c'è ancora. Il problema non è un problema che si può soltanto trovare una soluzione legale, nel senso che anche se 6 milioni di persone dicono una cosa, a noi non importa niente, perché la legge dice quello. Si è dimostrato che da tantissimi anni che questo non può essere una soluzione per un problema, quando c'è tantissima gente che esce e protesta e democraticamente vota, cioè nel senso che nel prossimo Parlamento catalano di 135 deputati possiamo parlare di 100 deputati indipendentisti. Cioè non è un problema che puoi chiudere gli occhi e farsi il sordo. Scusate se non si dice in italiano così, però no, si capisce bene. Sì. Non è un problema minoritario, forse minoritario se prendi tutta la Spagna, però quando hai una regione che ha il 21% del PIL economico, che ti sta dicendo con 10 deputati su 135 che se ne va, hai un problema politico. Certo. Non è un problema legale, hai un problema politico sul serio. In questo senso non si può non fare paragone con la Scozia, dove comunque Cameron e il premier scozzese il referendum l'hanno concordato ed entrambi hanno rimesso di comune accordo la parola al popolo, e paradossalmente forse anche questo ha contribuito, insieme anche a un'operazione terrorista sui media, ma questo è un altro discorso, però forse anche questo ha contribuito al fatto che la Scozia alla fine dicesse di voler restare col Regno Unito. Io ho visto su El País una editoriale dove però si diceva sì, se facciamo il referendum sulla Catalogna deve votare tutta la Spagna. Si dicono anche queste cose fuori dal mondo in Spagna, o sono quelle che trapelano dal paese in Italia e basta? No, questi purtroppo la minoranza, perché sono quelli con i quali si potrebbe parlare di fare un referendum. Questi sono i moderati, diciamo. Sì, diciamo ok. Sì, il resto non vuole neanche parlare sulla possibilità di fare un referendum. Purtroppo la Spagna è un paese che è uno dei pochi che ancora non ha riconosciuto il Kosovo. Spagna, il senso, non bisogna parlare troppo sulla storia, però la Spagna è una unione, diciamo, fatta sulle armi, nel senso che i castigliani hanno potuto vincere il resto dei popoli della Spagna, però non è che hanno accettato l'identità catalana o quella basca come una pluralità positiva. Capiscono la Spagna come la Castiglia, quindi come il paese che parla spagnolo, che ha il centro in Madrid e che si deve, diciamo che deve essere fiero di essere spagnolo, quindi sono madrilegno, no? E non ce la fa capire la pluralità, quello che può essere positivo, che ci siano più popoli, più culture, più lingue. Ancora in Spagna si fa la lotta tra la lingua, no? Nel senso che lei sa come il problema in Catalogna, e stiamo parlando sul problema della Catalogna. L'ultimo regolamento sull'educazione spagnola è un po' comico, però molto triste anche. Ci hanno messo una legge in Catalogna che basta un genitore
per chiedere che gli studi siano in spagnolo, e il resto della scuola deve adattarsi e fare così che il curriculum sia anche in castigliano. Cioè, non si trovano formule per avvicinarsi, anzi si trovano formule che ancora dividono ancora di più. Dividono ancora di più, giusto. Quindi è per quello che le dicevo, non si vede neanche la speranza. Ecco Martin, la domanda, l'ultima che ti faccio, è quella da $1 milione, ed è dopo questo pronunciamento della Corte che mette un muro sulla via legale, quantomeno quella con il timbro di Madrid, ma mi sembra di capire anche con quella del timbro dell'Unione Europea, perché mi sembra che i rappresentanti dell'Unione Europea anche loro abbiano detto: se la Catalogna fa l'indipendenza esce anche dall'Unione Europea, non la vogliamo, eccetera. Qual è le alternative possibili per la Catalogna a questo punto? Quali sono? Ci bisogna aspettarsi carri armati per strada o no? Aspettiamo di no, aspettiamo che qualcosa hanno imparato gli spagnoli della storia. Aspettiamo di no. Comunque, sul discorso dell'Unione Europea, Scozia per noi è stato un riferimento un po' importante in questo senso, perché anni fa anche sugli scozzesi si diceva no, la Scozia si vota, non sarà all'Unione, eccetera, eccetera. E finalmente abbiamo visto come l'Unione Europea non ha fatto un'opposizione per vietare gli scozzesi a votare, quindi nel senso che se gli inglesi e gli scozzesi hanno trovato un accordo, andate via e noi accetteremo il risultato. Quindi il problema non è tanto europeo, nel senso che è un problema di accordo politico tra Madrid e Barcellona. Che è impossibile. Cosa succederà? Il presidente Mas, il governo e tutti i partiti che sono d'accordo col governo hanno spiegato molto chiaramente quello che succederà, nel senso che tutti sappiamo che non ci sarà un percorso legale possibile, non ci sarà neanche un percorso politico, perché Madrid non vuole neanche sedersi. Quindi il piano B è quello di fare le elezioni plebiscitarie, che si chiama qua, nel senso che ci sia un unico punto tra quelli che vogliono fare una dichiarazione di indipendenza e mettersi tutti d'accordo, e infine si parla di fare soltanto una unica lista elettorale, e così si potrebbe indirettamente, abbastanza direttamente, chiedere alla popolazione se vuole andare avanti oppure no nel processo del e qua si parla che queste elezioni potrebbero convocarsi per gennaio, febbraio, se non c'è nessun percorso possibile di andare in avanti. Trasformare quindi le prossime elezioni catalane in un referendum di fatto, questo è il senso. Benissimo. Ecco, e comunque sia non c'è la paura che da questo punto di vista qualcosa si inventeranno lo stesso da Madrid, no? Cioè, hanno messo in conto anche questa eventualità, no? Sì. Infatti la Spagna ha sempre la possibilità di togliere via l'autonomia catalana. La Costituzione spagnola prevede in un articolo che tutta interpretazione legale alla fine è una interpretazione politica, no? In questo senso la Spagna, il governo spagnolo, la Corte potrebbe decidere di togliere via l'autonomia. Però secondo me siamo in un punto nel quale qualsiasi repressione contro i catalani non è problema dei catalani, al contrario, secondo me metterebbe ancora più insieme, no? Certo. E per quello non è neanche facile per la Spagna la soluzione del problema, perché, insisto, primo, non può non fare niente, secondo, non può neanche obbligare i catalani a accettare una decisione, perché la gente non vuole più. Quindi io personalmente non vedo un'altra soluzione che sedersi e parlare, perché, li dico sul serio, non vedo nessun partito politico in Catalogna, e neanche il popolo, che è quello che sta tirando fuori ogni anno, di fare indietro ormai. Secondo me si è andato troppo lontano. Certo. E qualsiasi partito politico che possa adesso chiedere ai suoi di dire no, guardate che ci sono problemi, dobbiamo tornare indietro, quello lì passa da 30 deputati a 2. Certo. Forse sto esagerando, nel senso che non si può ormai tornare indietro nel discorso. E quindi se
se la dinamica catalana non si ferma, per Madrid non c'è un'altra scelta che vietare tutto fino alla fine, però devi sapere che se vieti tutto alla fine, sicuramente quella parte vietata troverà la forma di andare via o diciamo di rivelarsi, o ti siedi e trovi una possibilità di accordo politico. Ecco, diciamo, ragionando da uno che di solito racconta lo Stato italiano, lo Stato centrale italiano, penso che Madrid potrebbe tentare di dividere il fronte indipendentista. C'è un tentativo in questo senso? È un tentativo che riesce, che non riesce? Sì, infatti quello sarebbe secondo me la scelta più intelligente di Madrid. Cioè, se ce la faccio mettermi negli occhi spagnoli, sì. Proverei di offrire un accordo politico a alcuna parte catalana e così dividere quell'unione che c'è in Catalogna. Però la cosa più strana è che non esiste neanche quello. Anche se una classe di imprenditori, una classe empresariale ha chiesto a Mariano Rajoy, presidente spagnolo, di fare un offerimento economico alla Catalogna e di fare anche un offerimento politico alla Catalogna, che comprende forse una trattativa per la lingua, la cultura catalana, eccetera, eccetera, neanche quello Rajoy ha voluto sentire. Quindi la preoccupazione a Madrid c'è. E secondo me, alla fine ci sarà qualche offerimento. Ci sarà qualche offerimento che provi a dividere l'Unione. Io insisto, secondo me è molto complicato di accettare qualsiasi cosa che venga di Madrid ormai. È certo, molto complicato. Ormai siamo arrivati a un punto di non ritorno. Sì, perché ormai sono 4-5 anni che il discorso politico parla di andare in avanti, e ormai è molto complicato fare cambiare questo discorso alla gente e chiedere alla gente di accettare, perché tra l'altro non sarebbe la prima volta in storia che si fa un accordo con la Spagna e non è rispettato dalla Spagna. Quindi sarebbe chiedere alla gente di dimenticarsi di tutto questo processo di indipendenza, della possibilità dell'indipendenza, a cambio di quello che ormai conosce. E quello che conosce è che gli accordi con gli spagnoli alla fine non vengono rispettati. Non sono rispettati. Quindi per quello secondo me è molto difficile che ci possa essere qualche partito importante che possa chiedere ai suoi di fermarsi e di guardare verso Madrid. Trovo abbastanza difficile. Va bene Martin, io le mie domande le ho esaurite, ti ringrazio perché comunque abbiamo fatto una panoramica che ha sicuramente arricchito la visuale a cui siamo abituati da qui, dove le notizie ci arrivano riflesse, e magari ci sentiremo con i prossimi aggiornamenti dalla Catalogna, una storia che noi comunque qui da Radio Padania seguiremo. Lasciami ringraziarvi l'interesse e la chiamata per poter spiegarvi un po' cosa succede qua in Catalogna. Grazie ancora Martin Aramburu. Un piacere, ciao. Allora, avete sentito insomma i più democratici tra gli spagnoli dicono sì, facciamoli votare, ma deve votare tutta la Spagna, quindi questo un po' ci consoli, dai, non vuol dire che proprio non è solo lo Stato centrale italiano l'unico che ostinatamente si arrocca sopra quel che rimane, al relitto della sua sopravvivenza. Fortunatamente, ma nel senso che mal comune mezzo gaudio, ce ne sono altre di popoli che stanno sgomitando in giro per l'Europa e insomma ci vediamo al traguardo. Sicuramente non ci saranno gli amici scozzesi perché hanno deciso di votare no e quindi li prenderemo in giro per i prossimi 200 anni, quando anche noi, come il Botswana, saremo indipendenti. Tra 2 minuti il giornale radio e dopodiché torniamo con l'ultima parte di Rebelot.